Tra le grandi sfide del 2019 c'è anche quella dell'autonomia del Veneto, argomento al centro di un dibattito molto ampio a livello nazionale su quello che sarà il nuovo profilo amministrativo dello Stato e che coinvolge anche componenti interni al governo, tanto che dopo quelle che erano apparse delle frenate prima da parte del vice premier Di Maio, poi del presidente del Consiglio Conte, a stilare l'agenda dei lavori è intervenuto l'altro vice premier Matteo Salvini. Per il 15 gennaio è fissata la chiusura del lavoro fra i ministeri, quindi entro il 15 febbraio sarà pronta la proposta del governo. A quel punto comincerà la trattativa con Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna che si concluderà entro i primi di marzo. Anche sulle competenze Salvini ha chiarito che saranno delegate tutte quelle previste in Costituzione. Chiaro che come Lega siamo a favore della massima autonomia possibile e che nel Movimento 5 Stelle c'è più prudenza, ammesso, ma vedrete che troveremo l'accordo anche su questo. Affermazioni accolte con soddisfazione dal presidente del Veneto. Spero che tutti si zittiscano, ha detto Zaia, gli increduli, gli scettici, quelli che difendono gli sprechi e soprattutto coloro che tifano perché non si faccia nulla.